Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo da Udine, dove sono previsti oltre 400 eventi per il periodo estivo, grazie al coinvolgimento di una quarantina di associazioni del territorio che si sono prodigate per il coordinamento del comune a proporre idee che spaziano da musica e teatro a attività sportive. Il ricco calendario è stato presentato oggi sotto la loggia del Lionello e oggi si parte con il motoraduno. Udine si prepara ad accogliere ben oltre 400 eventi nel periodo estivo. Si comincia già questa sera con il motociclismo per poi arrivare al 3 luglio alla Notte Bianca. Cominciamo a parlare degli eventi con l'assessore Maurizio Franz, quindi stanotte le motociclette. Sì, quest'anno abbiamo veramente moltissime manifestazioni organizzate assieme dall'assessorato al turismo e dall'assessorato alla cultura. Oggi parte il terzo motoraduno Città di Udine con l'inaugurazione alle 18 in piazza Primo Maggio, che proseguirà fino a domenica, vedrà centinaia e centinaia di motociclisti sfrecciare non solo per la città di Udine ma soprattutto per tutto il territorio, perché l'obiettivo è quello di valorizzare l'intero territorio della nostra regione. E poi proseguono tutti gli altri eventi, penso solo alla Notte Bianca, all'evento clou in concomitanza dei saldi organizzato assieme ai commercianti di Udine, che vedrà proprio qua in piazza Libertà, in questo splendido palco, un concerto, il concerto del risveglio nella mattina alle ore 7:30 del 3 di luglio con una grande pianista, la Rita Marco Tulli, e poi andrà avanti la sera con il concerto di Mas Gazzè e mille altre iniziative che vivacizzeranno la città. Prosegue naturalmente anche Udine sotto le stelle. Con gli sforzi, ne parliamo con l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotto, gli sforzi che deve fare anche l'amministrazione comunale per coordinare praticamente tutti gli interventi, perché c'è il coinvolgimento di diverse associazioni che operano appunto nel territorio cittadino. Sì, abbiamo fatto una scelta di fondo che è stata quella di lanciare questo bando, l'abbiamo esperienza iniziata l'anno scorso, quest'anno ripetuta. Attraverso questo bando, con la dotazione finanziaria che il signor Sindaco ha voluto elevare a 250.000 euro, quest'anno noi finanzieremo oltre una quarantina di realtà associative culturali e della nostra città e non solo, che proporranno questo cartellone. Abbiamo allestito i palchi dove queste realtà proporranno le proprie iniziative e abbiamo coordinato la presenza nel territorio con le parrocchie, con i quartieri, e poi abbiamo cercato anche di dare un supporto promozionale. Oggi abbiamo la presentazione del programma, uscirà un libretto contenente tutte le attività nei prossimi giorni e poi ci sarà anche sul sito internet del Comune questa agenda Udine che proporrà già il calendario di tutti gli incontri. Come guarda la Regione a iniziative che appunto come quella di Udine, che valorizzano anche la produzione locale, le produzioni locali, che valorizzano gli artisti? Vuole un'affermazione poco istituzionale, come c'è consono fare in un'occasione come questa, con grande entusiasmo, perché Udine dimostra ancora una volta di voler anticipare i tempi, di voler riportare in centro città tutta una serie di iniziative che portano le persone a riunirsi, a ritrovare quella normalità che tanto mancava, a stare insieme, quindi in condizioni ovviamente di sicurezza, ma a guardare con fiducia e con un sorriso verso quest'estate che si preannuncia meravigliosa, visto il cartellone che abbiamo in programma. La Fioreria Cristallo di Pordenone ha tagliato il traguardo dei 61 anni di attività ed è stata premiata da Ascom e Comune. Il fiorista Luciano Turchetto, oggi affiancato dalla figlia Annalisa, apre il cassetto dei ricordi dal primo giorno a fianco del padre Antonio, scampato dai campi di sterminio ai grandi eventi che hanno caratterizzato momenti felici e tristi di Pordenone accompagnati dai suoi fiori. 61 anni di attività per la storica Fioreria Cristallo in Corso Garibaldi a Pordenone, con Luciano Turchet che l'ha portata avanti per tantissimi anni ereditandola dal papà. Ecco, una storia particolare perché come inizia? Allora mio papà nel 1960, al 29 di aprile, io avevo 12 anni, mi ha detto vieni che c'è qualcosa da fare e mi ha preso per mano e ha detto da oggi tu lavori qua.
E da lì abbiamo iniziato. Io avevo 12 anni al 29 di aprile del 1960, al giorno dietro ho fatto 13 anni e da lì ho sempre continuato a fare questo lavoro, il fiorista. Ho perso solo 15 mesi di servizio militare di paracadutista, non importa, 15 giorni di licenza matrimoniale e l'arresto per fortuna sono sempre stato bene. 2 ernie fatte in una settimana, non di più. E questo grazie anche al lavoro, perché il lavoro aiuta ad andare avanti e soprattutto con la gente impari a crescere. E per me non è pesato niente. Non è pesato niente, anche perché questo lavoro l'ho fatto senza dire mi alzo al mattino, che stufo, che stanco, anzi non vedevo l'ora di arrivare. La peggio roba per me è quando sono a casa senza fare niente, lì mi stanco, altrimenti se ho da lavorare dalla mattina alla sera senza fermarmi mai, io continuamente tranquillo. Dobbiamo dire anche che però la storia parte dal fatto che suo padre è riuscito a scampare ai campi di prigionia. Sì, ai campi di prigionia, mio papà è scappato, ma lui prima di andare in campi di prigionia aveva 14 anni, 14 anni, pardon, e lavorava già sotto un negozio di fiori, che è un certo Pasini che adesso non è più. Poi è andato in campi di sterminio, è ritornato e il titolare lo ha ripreso a lavorare e poi a un certo punto si è staccato e via. E nel 1960 è nata Fioreria Cristallo. Allora, cosa è successo? Qua in Corso Garibaldi, più avanti dove sono io, c'era una porta, 2 finestre, lui è buttato giù e ha fatto un negozio di fiori. E così siamo andati avanti e così continuo ad andare avanti. Ha fornito di fiori un po' tutta Pordenone in questi anni. C'è un evento particolare insomma, in cui i suoi fiori hanno risaltato? L'evento particolare è quando ho fatto i fiori per Zanussi, il grande funerale di Zanussi, 270 corone con 6 copribara, perché 3 copribare prima sono andati a Venezia, poi sono andati quando hanno fatto le cerimonie e lì vedete tutte queste corone. Lì è stato un passaggio storico, insomma. Anche matrimoni importanti, la Mondadori assieme a un altro fiorista abbiamo fatto una cosa un po' particolare e avanti, ma dopo tanti altri matrimoni particolari, adesso non sto a ricordarli perché sennò ne ho una caterva. Chiudo con una domanda particolare, qual è il suo fiore preferito? Il mio fiore preferito sono tutti, perché se preferisco uno si offende l'altro, perché ricordatevi che i fiori sentono, non è che siano morti perché dicono guarda non rispondono, sono vivi e loro, il sottoscritto piace tutti i fiori, tutti i fiori. E per corteggiare una donna si va sulla classica rosa o ci sono anche altri fiori importanti? Ma sì, la rosa è la regina, però dipende la persona cosa le piace, perché può piacerle anche una margherita. L'attività della Fioreria Cristallo continua oggi con la figlia di Luciano, Annalisa. Buongiorno, sì, io ho intrapreso questa avventura con mio papà, che è un grande insegnante di vita e di lavoro, e cercherò di portarla avanti insomma, nel miglior modo possibile, rendendogli onore. Com'è lavorare con lui che insomma potrebbe essere in pensione ma è tutti i giorni qui? Ma allora, lavorare con mio papà è un bel lavorare, devo dire la verità, è una persona che ti sprona sempre, e non sbuffa mai, proprio è appassionato del suo lavoro e appunto è un grande esempio secondo me per tutti. E allora auguri e altri 60 anni di attività. Grazie, grazie mille, grazie. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Cividale perché alle 18 è in programma la cerimonia per celebrare il decennale dell'ottenimento del riconoscimento dell'UNESCO e proprio dalla città ducale in collegamento con Marco Pasquariello assieme all'assessore Giuseppe Ruolo, che saluto, a voi la linea. Sì, hai detto bene Alexis, buongiorno a te, buongiorno a chi ci segue da casa. Proprio oggi ricorre il decennale dell'UNESCO, appunto dell'UNESCO a Cividale. Il 25 giugno del 2011 fu annunciato, in un orario speciale che adesso ci racconterà anche l'assessore Ruolo, fu annunciato appunto che Cividale era entrata nel novero dell'UNESCO. Buongiorno assessore, alle 22:15 di quel 25 giugno e si ricorderà proprio questo orario anche oggi. Sì, assolutamente sì, alle 22:15 di stasera suoneranno a festa le campane, così come hanno suonato 10 anni fa. Erano le 22:15, eravamo impegnati in diversi ruoli
a livello istituzionale nella città, e ci è arrivato il messaggio da parte dell'allora sindaco Stefano Balloch, che era a Parigi con Attilio Vuga, e ci hanno annunciato questa lieta notizia che ci ha riempito sicuramente d'orgoglio. E proprio i due sindaci, due ex sindaci, Vuga e Balloch, insieme all'attuale sindaco Bernardi, saranno sul palco che vedete alle nostre spalle per il grande evento che si terrà il 18, che Telefriuli trasmetterà in diretta appunto per celebrare questo decennale. Sì, questo di oggi è l'evento, diciamo così, istituzionale. Anche gli altri 6 comuni, perché comunque Cividale fa parte di una rete che è Italia Longobardorum con altri 7 comuni, dicevo anche gli altri siti oggi celebrano a livello istituzionale questa ricorrenza. Oltre al sindaco Vuga, Balloch e l'attuale sindaco Daniela Bernardi, ci sarà per la sovrintendenza la dottoressa Bonomi, avremo la presenza della regione con l'assessore alla cultura Gibelli e Don Livio per quanto riguarda invece il Museo Cristiano. Ecco, a proposito di musei, si è voluto anche aprire i musei alla città con orari particolari. Sì, oggi avremo un'apertura straordinaria, gratuita per tutti, fino alle ore 21:30 ultimo accesso, alle ore 22 chiuderanno, però ripeto è gratuita, quindi chiunque verrà qui a Cividale oggi potrà visitare il museo archeologico, il museo cristiano, il Palazzo dei Nordis alle mie spalle o il Tempietto gratuitamente fino alle ore 21:30. Benissimo, ringraziamo l'assessore Ruolo, ricordiamo l'appuntamento delle ore 18 in diretta su Telefriuli. Alexis, per il momento ti restituisco la linea, poi ci collegheremo più tardi da un altro dei cuori di Cividale. Grazie a Marco Pasquariello e Gian Domenico Ricci per questo collegamento in diretta da Cividale. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Voi la Linea tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, partiamo da Udine dove lunedì partiranno i lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare Pietro Zorutti. Vediamo. Mi trovo in via 30 ottobre davanti alla scuola elementare Pietro Zorutti, uno storico edificio di Udine sorto intorno agli anni 20. Questo edificio adesso ha la necessità di essere adeguato dal punto di vista antisismico. Ne parliamo con il sindaco Pietro Fontanini, in quanto i lavori cominceranno proprio la prossima settimana e saranno lavori piuttosto importanti, dureranno anche a lungo. Sì, sono lavori importanti per rendere questa scuola sicura, renderla antisismica. Purtroppo Udine, come quasi tutto il Friuli, è zona molto soggetta ai terremoti e lo sappiamo chi ha una certa età, e quindi dobbiamo mettere gli edifici in sicurezza. Questo è un edificio degli anni 20, necessita quindi di misure che adesso la tecnologia ci permette di adottare per renderla sicura affinché i ragazzi e i bambini che la frequentano possono stare sereni all'interno di questa struttura. Un lavoro importante, sono più di 1 milione di euro per questi lavori che dureranno 9 mesi ed è una scuola importante, una bellissima scuola che verrà tutelata per quanto riguarda l'aspetto architettonico. Tutto resta com'è adesso che si vede, solo che saranno adottate delle misure antisismiche per renderla sicura. Ecco, questo è uno dei tanti edifici scolastici ai quali il Comune sta mettendo mano e dovrà essere messa mano anche nei prossimi anni per adeguarli tutti, per renderli sicuri. Quindi lei lancia un appello alla Regione. Sì, lancio un appello alla Regione per segnalare che Udine ha necessità di fondi, di finanziamenti, non solo la Regione ma anche lo Stato, perché è necessario mettere in sicurezza gli edifici pubblici. Ne abbiamo parecchi, alcuni sono già stati messi in sicurezza, però ce ne sono ancora tanti che aspettano i finanziamenti per poter fare questi lavori che purtroppo sono un po' costosi, nel senso che le tecnologie ci aiutano, però il lavoro è abbastanza complicato e implica una serie di impegni finanziari abbastanza significativi. Ecco, con il vice sindaco Loris Michelini scendiamo nei particolari di questo intervento, perché i ragazzi per la durata dell'anno scolastico, per l'intera durata dell'anno scolastico, saranno trasferiti. Una parte, i ragazzi complessivamente in questa scuola sono 150, verranno trasferiti alla scuola Garzoni e alla scuola Valussi, quindi dall'altra parte di Viale Trieste, contenendo almeno un po' il disagio dei genitori.
Però qui che cosa verrà fatto in particolare? Allora, qui nell'ambito dell'intervento di antisismicità verranno praticamente fatti dei tiranti laterali, circa un'ottantina di tiranti laterali che sono verticali, cioè partiranno dal tetto fino a scendere alle fondamenta. Questi tiranti avranno il compito di collegare la parte strutturale del tetto, che verrà alleggerito nella sua parte interna, togliendo tutte le tabelle e rendendola più leggera. Oltre a questa fase esterna, che ha anche altre procedure, ma adesso comunque questa è la fase esterna, c'è anche la fase interna che riguarda l'inserimento di collegamento di tutte le pareti interne con delle reti metalliche che si agganceranno ai tiranti laterali che dicevo prima. Quindi il tutto verrà come fosse un involucro messo in sicurezza dalle fondamenta fino al tetto, alleggerito come dicevo, per far sì che questo rischio, diciamo, di antisismicità, che così possiamo chiamarlo, venga attutito notevolmente fino ad arrivare ad un quoziente, per chi è del mestiere, di 0,8, possibilmente arrivare anche oltre 0,8, in modo tale che questa scuola possa essere sicura, insomma. Il restauro della fontana di Cividale del Friuli diventa l'occasione per ripercorrere la storia e scoprire i prossimi appuntamenti in città. Una storia lunga e importante, quella legata alla fontana di Cividale del Friuli. L'ingegnere Stefano Tracanelli ci ha raccontato la sua storia. I vari pezzi derivano da elementi di spoglio di altri edifici, che sono stati rimodellati per dar vita alla meravigliosa struttura. Sulla sommità invece una scultura. Prima del suo restauro, ci racconta, aveva perso i suoi tratti distintivi, era diventata anonima, ma grazie ad un lavoro attento ha riacquistato il suo splendore. Acquistata da Villamanini nel 1824, non è la dea della caccia Diana, come si è soliti pensare. Si tratta bensì di Atena, protettrice delle città, più che mai indicata in questa locazione. Il perché di questa scelta, tuttavia, è ancora ignoto. Secondo quanto riportato dall'ingegnere, si tratterebbe di preferenze settecentesche, ma invita alla cautela e alla curiosità. Lo splendore odierno della fontana, però, è da ricollegare alle due importanti donazioni del Lions Club e di Claudio Zanuttig. Il Lions Club Cividale Manzano ha voluto contribuire al restauro della fontana in piazza Paolo Diacono con un contributo fatto con il cuore, perché riteniamo che un tale monumento debba essere valorizzato nel modo corretto. Abbiamo avuto la fortuna anche di collaborare col Cavalier Zanuttig, che ci ha permesso appunto insieme a lui di migliorare anche l'illuminazione, che così anche la notte risplende bene questo splendido monumento. Noi come Lions abbiamo il piacere di aiutare la città e aiutare tutto quello che ruota attorno alla città, sempre per valorizzare sia la storia della stessa che la cultura che ha rappresentato negli anni questo splendido luogo, appunto patrimonio dell'UNESCO. Essendo nato a Cividale ho bellissimi ricordi di questa piazza, per questo era un dovere partecipare alla ristrutturazione di questa bella fontana, e così ho pensato di donare qualcosa nelle mie possibilità. Poi il sindaco ha agevolato e rinforzato la spesa, così è diventata una bellissima piazza. Gli impegni a Cividale però non finiscono qui. 25 giugno 2021, decennale dell'UNESCO. Alle ore 18 si aprono i festeggiamenti ufficiali, dove ci sarà una chiacchierata tra coloro i quali sono stati insieme al patrimonio, insieme a Longobardi, i protagonisti di questo riconoscimento. Avremo una chiacchierata che durerà un'ora, un'ora e mezza, quindi i rappresentanti della regione, avremo il Monsignor Carlino, avremo la sovrintendente Bonomi e altre persone che però non vi svelo perché così venite a Cividale e ci seguite alle ore 18. Al termine di questo momento inaugurale abbiamo un artista, Alessandro Romano, che ci condurrà in un percorso per le vie della città con delle opere straordinarie, di impatto, emotive, che avranno il loro grandissimo effetto, per poi scendere e andare al monastero di Santa Maria in Valle, dove altre opere del maestro Romano verranno ad aprire quella che è l'altra ala del monastero di Santa Maria in Valle, ovvero la quadreria. Il tutto durante questo percorso itinerante in Cividale abbiamo le ballerine della scuola di ballo Erika Bront che ci intratterranno e ci condurranno in questo percorso meraviglioso. Vi aspetto
per poi rivedervi anche domenica con altri appuntamenti. Ed ora siamo al basket, archiviata la delusione della finale playoff, la UEB Gesteco Cividale si prepara a celebrare una stagione comunque storica. Ci colleghiamo con Marco Pasquariello dalla Palagesteco Cividale, a te la linea. Sì, esatto Alex, ci siamo spostati dal centro di Cividale a quello che è il centro sportivo di Cividale, il cuore sportivo di Cividale, il Palagesteco. Con noi c'è il padrone di casa, Davide Michelic, il presidente della UEB Gesteco Cividale, che, ricordiamolo, qui non ha mai perso quest'anno. Abbiamo perso una, a dire la verità, bravissimo, che poi è stato un incidente di percorso, un'eccezione che conferma la regola. Poi nei playoff abbiamo mantenuto il fortino inviolato e sono state partite memorabili, indimenticabili, di quelle di cui probabilmente ci ricorderemo fra 10 anni. Quelle partite che riaccendono la passione, che uniscono i cuori, e non è demagogia. Ho ricevuto mail, messaggi stupendi proprio di ringraziamento perché in era Covid, con una tristezza che ci attanagliava tutti, siamo riusciti a tenere accesa la fiammella, che era uno dei grandi obiettivi che ci eravamo posti, e poi appena abbiamo potuto aprire le porte è stato bellissimo, questa condivisione. Anche l'altra sera noi giocavamo questa drammatica gara 5, drammatica sportivamente parlando, gara 5, e qui era pieno di gente, quindi è stato bellissimo e non smetterò mai di ringraziare tutti i tifosi. Poi nelle 2 gare di playoff casalinghe, vedere quella marea gialla, quei 500 persone tutte vestite di giallo con la maglia appunto celebrativa dei playoff, è stata sicuramente emozione. Sì, è vero, abbiamo pensato di farlo per dare un colpo d'occhio. Noi non abbiamo tifoserie organizzate come a Fabriano, ma a noi piace così, è un progetto un pochino particolare nella sua semplicità. I nostri tamburisti sono, non svelo chi sono, ma è gente che durante la giornata fa gli imprenditori, ma tutta questa marea gialla, i giocatori hanno sentito tantissimo questo affetto, si è creata una grande simbiosi, ma questa è la strada che abbiamo intrapreso e questa è la strada su cui vogliamo continuare. Dobbiamo però chiaramente tornare alla partita di 2 giorni fa, gara 5 appunto persa con Fabriano, la gara decisiva, che probabilmente se la serie fosse stata invertita, se si fosse giocata qui, chissà cosa sarebbe successo. È stata una partita dura, Fabriano è una grande squadra e poi ci sono stati anche degli incidenti di percorso, un infortunio in particolare che ha reso ancora più difficile la partita. Hai detto giusto, allora loro sono fortissimi. Sono arrivati primi in stagione regolare, sono anni che ci provano, una piazza che ha fatto per tanti anni la 1 e la 2, sentivano la necessità di tornare su. Io ho fatto un aperitivo pre-partita in albergo con il loro presidente e mi spiegavano che proprio a loro a livello sociale, per loro era arrivato il momento che non potevano più rinviare. Io ho provato insomma, a far capire, non avevamo questa esigenza, però anche per noi era una priorità. Poi lo sport è meraviglioso, vai in campo, ti massacri, poi uno vince, l'altro deve avere la lucidità di perdere e saper rilanciare. Cosa abbiamo fatto noi? Loro tornano nel posto che compete alla loro storia, hanno fatto una gran partita, sicuramente come dici tu a campi invertiti probabilmente sarebbe finita in maniera diversa. Questo è l'insegnamento per il futuro. Noi abbiamo battezzato le ultime giornate in ottica di preparazione playoff, ipotizzando di giocare in palazzetti chiusi con effetto campo praticamente pari a 0, invece hanno riaperto i palazzetti, l'effetto campo è diventato dominante, loro hanno avuto questi tifosi che hanno spinto alla vittoria, abbiamo visto anche noi cosa vuol dire avere i tifosi che ti spingono alla vittoria. È un insegnamento per il futuro, speriamo di poter giocare il prossimo campionato con palazzetti sempre aperti. Vorrebbe dire che il mondo è tornato un mondo pseudo-normale e che si può ritornare a programmare pallacanestro come piace a noi. Per quanto riguarda gli infortuni, Miani è un giocatore per noi basilare, ma non dimentichiamo, non abbiamo mai fatto noi né pretattica né lamentele, ma abbiamo praticamente giocato tutte le finali senza Cassese. In era Covid ho imposto a tutto il mio team di non rimpiangere nulla, di non aggrapparci mai a assenze o infortuni, lo dico adesso, ma senza nessun tipo di recriminazione. Però Cassese per un giocatore qui tutto base, poi l'abbiamo buttato in campo alla fine perché è un eroe lui, però eravamo un po' corti, e questa è la verità, eravamo un po' corti e per colmare il gap avremmo avuto bisogno probabilmente del nostro pubblico. C'è una parola che hai detto spesso in questo intervento, che è la parola futuro. Qual è il futuro dell'UEB Gesteco Cividale? Il futuro è un futuro a ampio respiro, un futuro che coinvolge un'intera comunità che è impazzita per noi, dall'amministrazione comunale a un sacco di sponsor locali, a tanta tifoseria che chiedeva di poter venire a vedere la pallacanestro, anche una grande fetta di Udine ci segue, quindi questo è un progetto di territorio per il territorio, per i giovani. Abbiamo una squadra giovanili sotto importanti, una squadra under 18 che diventerà under 19 fortissima, che quest'anno sarà campione regionale. Abbiamo fatto degli accordi con società limitrofe per avere un gruppo sotto 2007 tanto forte, insomma un progetto lanciato verso il futuro,
io dico sempre che invecchierò qua, cioè questo è l'obiettivo di fare pallacanestro, non era la priorità vincere il campionato e andare in Serie A, la priorità era creare un progetto con delle solide basi che potesse garantire un futuro indipendentemente dai chiari di luna che possono arrivare, quindi deve essere una cosa che un giorno possa andare avanti anche senza di me, ma io devo essere un valore aggiunto finché lo sono, poi quando non sarò più e sarò un vecchio rimbambito sarà ora anche di cestinarmi. Per adesso tante energie, siamo riusciti a capitalizzare tanti anni di pallacanestro, a condensarle in questo progetto che si sviluppa intorno a una grande famiglia come la famiglia Lucci, con un palazzo stupendo, con rapporti fantastici con l'amministrazione comunale, quindi diciamo che siamo qua soprattutto per i giovani e per il territorio e non è una frase fatta ma è l'assoluta verità. Stagione che di fatto si concluderà domani con una piccola festa insieme ai giocatori, insieme al coach. Ultima cosa, se ti dovessi chiedere un momento che non dimenticherai mai di questa stagione, qual è? Bella domanda questa, sicuramente noi a bordo campo c'era il nostro tavolo della società, poi con gente, direttori di banca, dirigenti, cioè gente importante, sembravamo un gruppo di ultras, e poi arrivava Adriano con suo figlio Paride verso Adriano Lucci, verso l'ultimo quarto, diventava una sorta di curva aggiunta, ecco i momenti di festa spontanea fra di noi, di esaltazione, di condivisione, di gioia me li portano nel cuore, ma il momento è forse iniziale. Quando tutto è partito io avevo esaurito il mio percorso, non avevo più l'entusiasmo, me lo sentivo, voglio talmente bene a Udine che è la mia città, che non me la sentivo di cominciare la nuova stagione senza avere il fuoco dentro, io senza fuoco dentro perdo tanto e sono obiettivo, quindi volevo fermarmi, poi è nata questa opportunità, è colpa di Veperuolo, però quando ho visto intorno a me un gruppo di persone che ci credeva, mi spingeva la fiducia e che mi pungolava ad andare, credo che non smetterò mai di ringraziarli ed è merito loro se siamo qua oggi, perché hanno saputo toccare le corde giuste, aizzarmi e far partire questo che è un progetto di cui parla già tutta l'Italia. Siamo un pochino controtendenza, tutti nei Covid chiudevano, l'abbiamo aperto, abbiamo rilanciato, 75 sponsor che io reputo dei fenomenali amici che hanno supportato questa avventura che ha delle basi già importanti ma che io non esagero senza presunzione a dire che avrà un futuro clamorosamente radioso. Bene, grazie al presidente Michalic della Web Gesteco Cividale. Alexis, a te la linea. Grazie a te Marco e Gian Domenico Ricci per questo collegamento in diretta da Cividale. Termina qui la puntata, grazie per l'attenzione. L'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.